Buongiorno, le principali notizie. A Palermo il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha accolto il ricorso della italo-belga. La spiaggia di Mondello resta la società per tutta la stagione balneare. A Niscemi ieri visita a sorpresa della Premier Meloni che ha annunciato 150 milioni di euro per mettere in sicurezza il territorio e indennizzare le famiglie rimaste senza casa. Tra gli sfollati però cresce la diffidenza, chiedono risarcimenti certi e tempi rapidi. Presentati i progetti esecutivi per i 2 termovalorizzatori di Palermo e Catania. Il presidente Schifani, fine lavori nel 2028. A Catania, Castellursino senza regole, la piazza resta ostaggio della malavita e i residenti chiedono più controlli. A San Vito Lo Capo, tutti col naso all'insù per vedere il Festival degli Aquiloni che colorano il cielo, volano draghi giganteschi, fenicotteri e creature che sembrano uscite da un sogno. Calcio, il Catania centra la qualificazione alla semifinale, il prossimo avversario del Rossazzurri sulla strada per la promozione in B e l'Ascoli. Gara d'andata domenica nelle Marche, ritorno mercoledì al Massimino. Il Palermo ha battuto 2-0 il Catanzaro alla Barbera, ma non è bastato. Decisivo il 3-0 dell'andata che regala ai calabresi la finale per la promozione in Serie A. Buongiorno, benvenute e benvenuti. E dunque a Palermo i giudici del Tribunale amministrativo hanno accolto il ricorso della società italo-belga e sospeso il provvedimento con il quale l'assessorato regionale al territorio aveva dichiarato decaduta la concessione di gran parte della spiaggia di Mondello. Simona Mazzona. La società italo-belga continuerà a gestire la spiaggia di Mondello a Palermo fino al 30 settembre. Lo hanno deciso i giudici del Consiglio di Giustizia Amministrativa accogliendo il ricorso della società e sospeso il provvedimento con il quale l'assessorato regionale al territorio aveva dichiarato decaduta la concessione di gran parte della spiaggia. Il collegio ha così confermato la decisione assunta dal presidente del CGA, De Francisco, lo scorso 25 aprile. Tra le proteste per la gestione poco chiara della spiaggia rispetto ai criteri della concessione di Matteo Hallissi di Più Europa e del deputato regionale di Controcorrente Ismaele Lavardera, che oggi commenta «Siamo la terra del Gattopardo». Per i giudici l'assessorato non ha operato una corretta e tempestiva programmazione dell'attività di gestione e non ha garantito, rispetto alla stagione balneare in corso, la continuità del servizio. Il CGA fa anche riferimento alle limitate risorse del comune nella gestione delle spiagge. L'assessore regionale al territorio savarino, appresa la notizia, ha dichiarato di accettare la decisione ma di non condividerla. La nostra azione era stata avviata per liberare Mondello dalle irregolarità e dalle ombre mafiose. Per il presidente Schifani le sentenze si rispettano indipendentemente dal fatto che possano essere condivise o meno. Dal canto suo la società commenta: mentre altrove si è preferito alimentare un clima di conflitto, il CGA ha definitivamente sgomberato il campo da qualunque speculazione o travisamento dei fatti in merito ai profili di legalità. E ieri visita lampo della Premier Meloni a Niscemi che ha annunciato 150 milioni di euro per mettere in sicurezza il territorio e indennizzare le famiglie rimaste senza casa. Ma tra gli sfollati cresce la diffidenza, chiedono risarcimenti certi e tempi rapidi. Geritalia. 150 milioni di euro per Niscemi e l'impegno annunciato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a sorpresa nel comune nisseno per un vertice operativo sulla frana del 25 gennaio scorso. Al municipio, insieme al capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano, il punto sugli interventi e sulle risorse previste dal decreto approvato a febbraio. Domani portiamo in Consiglio dei Ministri 2 diversi programmi, uno sulla messa in sicurezza del territorio e sulle opere infrastrutturali fondamentali, quindi il ripristino delle infrastrutture anche e soprattutto viarie, e un altro per quello che riguarda tanto gli indennizi delle famiglie che hanno perso la casa secondo una serie di criteri e anche tutto il tema delle demolizioni che sono necessarie. Ma fuori dal palazzo istituzionale resta aperto il fronte dell'attesa. Solo una settimana fa gli sfollati sono scesi in piazza con il comitato evento franoso. Famiglie, commercianti, attività danneggiate. La richiesta è netta: non semplici contributi ma risarcimenti pieni. Nel mirino il sistema degli indennizi e il confronto difficile con la struttura commissariale. Prima di lasciare Niscemi, la Meloni ha incontrato proprio una delegazione di cittadini colpiti dall'emergenza. Un confronto segnato dalla sfiducia verso lo Stato, maturata anche sulle ferite ancora aperte dalle emergenze passate. Capisco un certo scetticismo nei confronti delle istituzioni, nei confronti dello Stato centrale e
mi piacerebbe raccontare una storia diversa. Stiamo cercando di dimostrare che in meno di 4 mesi stavolta abbiamo fatto quello che in altri tempi non è stato fatto in più di 7 anni. Intanto, tra annunci, decreti e contestazioni, Annie Scemi la vera sfida adesso è trasformare le promesse in cantieri, indennizi e risposte concrete per chi dalla frana aspetta ancora di tornare a una normalità possibile. A Palermo presentati i progetti esecutivi per i 2 termovalorizzatori in Sicilia, uno a Palermo e uno a Catania. Il presidente della regione illustra il percorso che ha superato metà strada. Maglio Viola. Emissioni tra le più basse in Europa, produzione di energia per 174.000 famiglie, risparmi per 100 milioni di euro l'anno sulla Tari. Sono i vantaggi previsti dalla realizzazione dei termovalorizzatori, il cui progetto definitivo è stato presentato oggi a Palermo. I 2 impianti saranno l'elemento finale del piano regionale dei rifiuti, che prevede fra l'altro 9 impianti di selezione, recupero e raffinazione, 7 piattaforme per la raccolta differenziata, 2 per il trattamento dei pannolini, 4 discariche e 2 biodigestori. L'obiettivo è portare la Sicilia al 65% di differenziata e ridurre al 10% il conferimento in discarica. Siamo partiti senza piano rifiuti, oggi abbiamo il piano rifiuti approvato, i termovalorizzatori, i progetti oggi sono stati presentati, saranno poi autorizzati dalle procedure e poi inizieranno i lavori. Il cronoprogramma prevede un inizio ai lavori primavera del 2027 fino ai lavori dicembre 2028. Certo, il mio desiderio, la mia determinazione, il mio auspicio è quello di inaugurarli. I 2 impianti non avranno impatto visivo. A Palermo le facciate saranno realizzate in Corten, materiale che riprende i colori della roccia siciliana, e il tetto sarà percorribile. A Catania l'impianto diventa un parco urbano pubblico, ridisegnando il quartiere con verde pensile, specchi d'acqua e un centro visitatori. Il costo complessivo dei 2 impianti è di 881 milioni di euro a base d'asta. Dopo la conclusione dell'iter autorizzativo partirà la gara. La consegna dei lavori ultimati è prevista entro la fine del 2028. A Milano 2 sorelle residenti nella provincia di Agrigento sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali da un uomo ubriaco e sotto effetto di cocaina, che è scappato senza prestare i soccorsi. Adesso l'uomo è stato arrestato per omicidio stradale. Una delle 2 sorelle, Alfonsa Curiale, pensionata molto conosciuta nel suo paese d'origine in Sicilia, dove per anni aveva diretto la biblioteca comunale, è morta. La donna si trovava a Milano proprio per assistere la sorella, che stava male e che è rimasta anche lei ferita nell'incidente, adesso ricoverata in gravissime condizioni. E per quanto riguarda invece le indagini per nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla rete che avrebbe protetto la latitanza di Matteo Messina Denaro, sono indagate le sorelle Giovanna e Bice Messina Denaro, perquisizioni anche a Campobello di Mazzarra nello studio di un'avvocatessa legata al boss. Roberta Lunghi. Nuovo sviluppo nell'inchiesta della DDA di Palermo sulla rete di protezione della latitanza di Matteo Messina Denaro. Carabinieri e polizia hanno perquisito casa e studio di un'avvocatessa di Campobello di Mazzara, oggi deceduta, che in passato aveva assistito il boss e alcuni presunti favoreggiatori. Il figlio, che ha ereditato lo studio, non è indagato. L'indagine riguarda anche i familiari del capomafia. Le sorelle Giovanna e Bice Messina Denaro sono accusate di avere aiutato il fratello a sfuggire alla cattura. La procura ne aveva chiesto l'arresto anche per associazione mafiosa, ma il giudice ha escluso misure cautelari dopo la morte del boss. I PM hanno presentato appello. Resta detenuta la sorella Rosalia Messina Denaro, che aveva ricevuto una condanna a 14 anni e mezzo per mafia, così come il fratello maggiore Salvatore. Ancora in carcere invece Francesco Guttadauro, figlio di Rosalia. Detenuto anche Gaspare Como, condannato in appello a 22 anni per mafia. La Cassazione ha disposto un nuovo processo di secondo grado per la rideterminazione della pena. Parlano di torture subite sia fisiche sia psicologiche e di aver vissuto per 48 ore in un campo di concentramento. Sono i racconti degli attivisti della Sumud Flottiglia arrivati a Roma. A chi hanno rotto costole, a chi hanno molestato sessualmente per andare al porto, raccontano chiusi in una gabbia di ferro di 1 metro dove non si vedeva nulla e fuori cani che abbaiavano e graffiavano sul ferro. Sono solo alcune delle testimonianze delle violenze subite in questi giorni dagli equipaggi appunto della flottiglia. Andiamo nell'Agrigentino dopo la lunga scia di intimidazioni, l'ultima con un manifesto funebre al cimitero. Pino Spinelli, che è sindaco di Calamonaci, rompe il silenzio. Sentiamo il servizio.
Rompe il silenzio il sindaco di Cala Monaci, Pino Spinelli, dopo una lunga scia di intimidazioni, 6 in totale da quando è in carica, l'ultima delle quali particolarmente inquietante, con un manifesto funebre affisso nel cimitero del paese che riportava foto e dati personali del primo cittadino. Un episodio che ha scosso profondamente la comunità agrigentina. Negli ultimi mesi il fenomeno delle minacce agli amministratori locali continua a crescere e Spinelli è tra i casi più esposti. Parliamo di un manifesto funebre, devo dire che è un po', dico scosso, ma veramente mi fa riflettere tanto alla cattiveria, alla frustrazione, fuori luogo perché a oggi non mi spiego i motivi. Dopo l'escalation, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha disposto per il sindaco una sorveglianza rafforzata con pattugliamenti frequenti delle forze dell'ordine e tutela ravvicinata nei pressi della sua abitazione e del luogo di lavoro. Non me lo so spiegare perché dico, dal punto di vista lavori pubblici tutto le faccio con dei circuiti nazionali, quindi conosco le imprese quando già quasi finiscono i lavori. Dal punto di vista sociale sono disponibile a 360 gradi, non ho detto mai a nessuno di no e ricevo a tutte le problematiche discusse e portate avanti senza problemi. Gli altri, secondo me, qualcuno che, ripeto, e non finirò mai a stancarmi, che avrà problemi sicuramente psicologici. Nonostante il clima di tensione, il primo cittadino conferma la volontà di proseguire l'attività amministrativa e i cantieri già avviati sul territorio. Una scelta di continuità, dunque, nonostante paura e pressione. Adesso l'allarme del sindacato di polizia MP rispetto alla circolazione di armi da guerra nelle mani della criminalità organizzata. L'età media nelle questure siciliane è sopra i 50 anni. Serve un organico adeguato, dicono. Lorena Dolci. Sapere che in giro circolano armi potentissime come Kalashnikov, che sono delle armi che hanno un forte impatto anche con i mezzi blindati. Pensate alle forze dell'ordine che ogni giorno sono sul territorio, con quale stato d'animo rendono servizio nelle strade della nostra Sicilia, comunque in tutta Italia. Forze dell'ordine sempre più preoccupate rispetto alla circolazione di armi da guerra, usate o ostentate con facilità, un arsenale micidiale e potente. Armi pesanti sono state registrate in tutta la Sicilia, non solo Palermo, non solo Catania, quindi significa che la criminalità organizzata ha nella sua disponibilità armi da guerra pericolosissime, quindi è ovvio che per contrastare il fenomeno della criminalità organizzata servano risorse da investire nella nostra regione. Un fenomeno che, secondo il sindacato di polizia, viene sottovalutato. Per fronteggiarlo serve un organico adeguato. Su una media di 300 persone nell'ambito di 9 province che sono andate via, con un numero diversificato tra delle varie città, non abbiamo neanche ripianato gli organici. E tra l'altro la Sicilia ha delle questure dove l'età media del poliziotto supera abbondantemente i 50 anni. Una breve pausa, poi a Catania, dove nella zona del Castello Ursino è allarme sicurezza. A Catania, la zona del Castello Ursino senza regole. La piazza resta ostaggio della malavita e i residenti chiedono più controlli. Sentiamo Tonino De Mana. Ci sono tanti raccati che per 5 euro, per 10 euro fanno danni, rompono le macchine, fanno troppo danni. È il grido d'allarme di uno dei tanti catanesi che frequentano piazza Federico II di Svevia, una zona che di turistico ha ben poco, a giudicare dalle cartoline poco edificanti che vi mostriamo. L'isola pedonale ha desertificato il perimetro del Castello Ursino, dove balza all'occhio il senso di abbandono, con erbacce che invadono le aiuole e sporcizie di ogni tipo, che si nota anche nel fossato del castello, oggetto di interventi di riqualificazione che dovrebbero essere ultimati a settembre. Intanto c'è chi bivacca o dorme, chi si droga nelle scale delle vicine abitazioni, chi importuna, chi si prostituisce, a volte per comprarsi una dose di crack, senza contare aggressioni o scippi. Un filmato che mi ha colpito è due ragazzi in un motorino
su di un motorino che scappano dopo che hanno fatto uno scippo a una turista. Anche per il Castello Orsino non mancano i paradossi. Sentite questo commerciante. Arrivano le forze dell'ordine qua a chiederci registrazioni a noi personalmente delle nostre telecamere che puntano sui nostri locali, sulle nostre porte. Non ho capito, le forze dell'ordine vengono da lei per far cosa? Perché ci richiedono le registrazioni dei reati che ormai quotidianamente accadono. Residenti, commercianti e titolari di B&B invocano controlli e sicurezza. Ci vuole un camper fisso 24 su 24. Io non vorrei che il Castello Orsino diventi una Librino 2.0, completamente dimenticata, completamente abbandonata. Auspico che possiamo essere in qualche modo monitorati, controllati, ecco, sentirci protetti. Un presidio fisso di polizia, specie nella movida, potrebbe essere la soluzione. A San Vito Lo Capo è tornato il Festival degli Aquiloni, volano draghi giganteschi, meduse colorate, fenicotteri improbabili e creature che sembrano uscite da un sogno. Sentiamo Laura Spanò. Il Festival internazionale degli Aquiloni torna a colorare il cielo della Sicilia con la 16ª edizione, trasformando ancora una volta il borgo marinaro di San Vito Lo Capo in un grande teatro a cielo aperto dove emozioni, arte, musica e poesia si incontrano guidate dal vento. Ieri l'apertura ufficiale con una parata che ha attraversato il paese, poi in spiaggia finalmente con gli aquiloni che già svettavano in cielo. Fino al 24 maggio aquilonisti provenienti da diverse parti d'Italia daranno vita a un evento capace di unire generazioni, culture e linguaggi attraverso uno dei simboli più universali della libertà, l'aquilone. Tra le novità di questa 16ª edizione la partecipazione per la prima volta degli aquilonisti Mauro Fratoni e Massimo Dallaglio. Il Festival degli Aquiloni rimane una festa per le famiglie, i bambini, gli appassionati e per tutti coloro che desiderano lasciarsi sorprendere dalla magia di centinaia di colori sospesi tra cielo e mare, ma sarà anche un momento di riflessione e di memoria. Sabato 23 maggio alle 17:58, in occasione del 34° anniversario della strage di Capaci, sul campo volo si terrà una cerimonia commemorativa con il lancio di aquiloni bianchi e letture dedicate a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Breve pausa alla pagina dello sport, il calcio con il Catania che centra la qualifica in semifinale, mentre invece il Palermo è fuori dai play-off. Eccoci al calcio, il Catania dopo il passaggio del turno ricco di emozioni con il Lecco già prepara la partita con l'Ascoli. Domenica con inizio alle 20 il match d'andata allo stadio del Duca. Confermato il divieto di trasferta per i tifosi rosso-azzurri. Marco Carli. 6 gol, tante emozioni, qualche paura. Il passaggio del turno con il Lecco per il Catania è stato un turbine. 96 minuti, compreso il recupero, di sensazioni vive e contrastanti che ora vanno messe alle spalle. Il Catania ha ottenuto quello che voleva, hanno la meglio le note positive. Il risultato, l'avvio aggressivo, la capacità di reagire, alcuni scampoli di bel gioco. Su quelle negative, gli errori difensivi, l'incapacità di chiudere il match quando si può. Toscano lo sa e spinge i suoi verso il prossimo ostacolo che si chiama Ascoli. I playoff sono fatti di opportunità, di dettagli, di particolari, però dal punto di vista mentale la squadra ha risposto bene, è andata in vantaggio, è andata sotto, l'ha ribaltata, voleva a tutti i costi questo passaggio del turno. Nella girandola di emozioni che si susseguono e che comprendono l'affetto di 20.000 cuori rossazzurri appassionati allo stadio, c'è tutto. Donnarumma che segna subito, il Lecco che non molla e approfitta degli errori etnei e del VAR che cambia approccio e decisioni rispetto all'FVS. 1-2 e tutto da rifare dopo le reti di Urso e Sipos. Il gol decisivo è l'autorete di Marrone che consente agli etnei di chiudere il primo tempo rimettendosi in tasca il passaggio del turno. Il più bello è quello di Gherardi che sigilla il 3-2 con un'azione che resta nella memoria, che fa dire a tutti mamma mia cosa ha fatto. È lui il simbolo di questo Catania che si spaventa per il gol di Duca ma poi esulta al fischio finale. Ora c'è l'Ascoli domenica nelle Marche e poi mercoledì al Massimino, sfida storica, la corsa continua. Il Palermo ha vinto mercoledì 2-0 ma non basta, rosanero fuori dai play-off, sfuma il sogno della Serie A. Marco Gullà.
2 gol tanto cuore, ma in finale playoff va il Catanzaro. Il Palermo vince 2-0 al Barbera contro i calabresi, ma in virtù del 3-0 dell'andata a passare è la squadra di Aquilani. Un peccato, il Palermo avrebbe anche meritato il 3-0 per le diverse occasioni create, ma a pesare sulla qualificazione c'è sicuramente la gara del Ceravolo che la formazione di Inzaghi ha totalmente sbagliato. E dire che il match per i siciliani si era messo benissimo dopo il tributo dello stadio alla piccola Alessia La Rosa, poi Ampalo porta subito in vantaggio il Palermo con questo colpo di testa sotto porta e tripudio al Barbera. Non c'è un attimo di tregua, i primi 20 minuti sono di fuoco, il Palermo attacca ma rischia anche di subire le ripartenze dei calabresi. Gli ardori del Palermo si placano e il Barbera deve accontentarsi dell'1-0 a riposo. La ripresa parte subito a 1000, Palumbo si gira in area di rigore, palla sul palo, Ranocchia al 52esimo carica una sventola col mancino e trova la strepitosa risposta di Pigliacelli, poi Jonsen in aria, ancora il portiere del Catanzaro salva. Finale convulso, Palumbo in acrobazia manda fuori, poi Di Francesco e Pittarello si mangiano il pari davanti a Joronen. Il Palermo ringrazia e stampa il 2-0 all'89esimo con Rui Modesto che infila al volo sul lancio perfetto di Ranocchia. C'è però solo tempo per 2 espulsi, Pierozzi e Palumbo, e la rissa finale al triplice fischio. Rissa anche a fine primo tempo con il figlio del direttore sportivo del Catanzaro, Ciro Polito, che ha aggredito alcuni tifosi in tribuna autorità. È tutto, la prossima edizione ve lo ricordo alle 14, grazie per l'ascolto e buona giornata.